Ci siamo lasciati alle spalle le elezioni, ma è già tempo ovviamente di bilanci, o meglio di resa dei conti, come vedete anche nel titolo della puntata di oggi di Screenshot, per alcune forze politiche. Pensiamo per esempio alla Lega, nel centrodestra, pensiamo al PD ovviamente per il centrosinistra, ovvero i vinti di questa tornata elettorale dal punto di vista delle percentuali dei voti e delle speranze che c'erano precedentemente. Allora, nella prima parte della puntata avremo Michele Zanolla, capogruppo del progetto FVG, cui do buonasera. Davide, buonasera a tutti. E nella seconda puntata avremo Vincenzo Martinez, segretario del PD di Udine. Analizziamo dalla parte del centrodestra e centrosinistra un po' com'è andata. Prima di tutto con Zanolla facciamo un quadro dal punto di vista nazionale. Vi pare che il centrodestra abbia vinto e quello sicuramente è il dato di fatto. Una situazione che diciamo non è tanto semplice quanto può sembrare, perché la Meloni va a governare nel momento più difficile, insomma, della storia. Intanto direi che per la prima volta il Rosatellum ha funzionato, no? Perché abbiamo sempre detto che non si riusciva ad avere una maggioranza stabile. Questa volta c'è una forza politica che ha preso il 44% dei voti e si è presa il 58% dei parlamentari, quindi avremo un governo stabile. E i sondaggi sono stati, diciamo, rispecchiati. È stato un voto non tanto un voto sui partiti o sulle persone, ma sui leader. Diciamo che il mio pensiero è che gli italiani abbiano votato veramente la Meloni per tre motivi. Uno, perché è stata coerente. Due, perché è stata brava a comunicare, è stata brava a parlare con gli italiani. E numero tre, sicuramente gli ha giovato stare all'opposizione del governo Draghi, perché effettivamente governare in questa fase non è facile. Infatti adesso lei aspetterà un compito durissimo, perché questa è una mia idea personale, che vada lei a capo del governo, che ci vada Draghi o che ci vada un'altra persona, per chiunque è difficile, perché purtroppo non abbiamo le risorse. Ad esempio oggi i 200 miliardi che la Germania ha tirato fuori per le imprese e per le famiglie, l'Italia in questo momento non ce li ha. Sì, si parla di un tesoretto che è lasciato da Draghi, 10 miliardi. Si parla di spiccioli a confronto rispetto a quella della Germania. Perché ha fatto questa mossa, secondo lei, la Germania? Ma allora, è una mossa ovviamente che non condivido, e sia la Draghi che la Meloni ovviamente hanno subito ripreso la cosa. Non condivido perché se parliamo di Europa unita dobbiamo fare un ragionamento tutti quanti insieme, e non è che i paesi più ricchi ovviamente possono fare certe cose a discapito degli altri. Però anche capisco le motivazioni. Le motivazioni era che la speranza di Draghi era quella di fare un secondo PNRR, dopo la pandemia di farne uno per il caro bollette. Però purtroppo il ragionamento che fanno i tedeschi è: perché noi dobbiamo tirar fuori dei soldi per voi italiani che li avete? Cioè non dimentichiamo che il problema dell'Italia è strutturale, cioè l'Italia è un paese che ha un debito pubblico di 2.800 miliardi, però è il paese più ricco d'Europa con 10.000 miliardi di ricchezze private, e giustamente i tedeschi dicono: tiratevi voi fuori i soldi, noi lo facciamo per il nostro paese. Tagliare sulle spese, ecco, per quanto riguarda l'Italia. Allora, io ho invitato Zanolla al pari di Martinez, che vedremo dopo, per capire un po' le ripercussioni che ci saranno da questo voto anche per le elezioni comunali. Si è parlato tanto di Fontanini, questi giorni l'abbiamo anche intervistato nel corso del nostro telegiornale. Lui cerca di nicchiare un po', di tentennare, non vuole scoprirsi, no? Per quanto riguarda la sua candidatura, anche forse perché il risultato della Lega è stato, come ha detto lui stesso, molto deludente. È l'ora di decidere a questo punto, secondo lei, cioè, allora sul nome di Fontanini, o sempre che Fontanini sia un nome a voi gradito? Certo. Allora, io ho letto le dichiarazioni di Fontanini e posso dire, anche parlando con gli altri colleghi delle altre forze, che in caso Fontanini decidesse di continuare la sua esperienza con un secondo mandato, siamo tutti quanti con lui da quel punto di vista. L'unica cosa che io spero, che sono un po', diciamo, contrario, è sul fatto che c'è ancora tanto tempo. Cioè, effettivamente le elezioni dovrebbero essere a maggio, mi sembra, tra aprile e maggio. Insomma, 6-7 mesi non sono tantissimi. Se Pietro decide di ricandidarsi, bene, e faremo squadra attorno a lui. Se Pietro decidesse di fare un passo indietro, dobbiamo avere il tempo come coalizione di trovare un'alternativa. Mi pare di capire che lei sta cercando di dire direttamente a Fontanino con un messaggio, magari qua davanti alle telecamere, che è l'ora di decidere. Ma diciamo che... non di decidere tra 3 mesi, ecco. Ecco, sì, quello non è un messaggio di Zanolla, è un po' l'idea di tutte quante le forze politiche. Se Pietro vuole ricandidarsi, siamo tutti d'accordo, siamo tutti contenti, siamo tutti felici. Secondo noi lui ha fatto molto bene, poi non dimentichiamo che è una persona con un'esperienza incredibile, con competenze veramente alte. Tra l'altro ha sempre vinto. Quindi. Sì, ha sempre vinto, tra l'altro, però è
giusto anche tener conto delle tempistiche, quindi io ho letto le sue dichiarazioni che ha detto che non ha ancora deciso, o in un modo o nell'altro è giusto, insomma, non è che manca tantissimo tempo. Ecco. C'è aria di rimpasto in questi mesi che separano? Magari da Fratelli d'Italia, non so, sentendo No, anche colleghi di Fratelli d'Italia che magari pretendono qualcosa di più adesso che No, io hanno. devo fare complimenti ai colleghi di Fratelli d'Italia perché li vedo molto maturi anche dal punto di vista politico. Io ho un ottimo rapporto in consiglio comunale col capogruppo, che è giovanissimo, che è Vidoni. ma che è già un ragazzo, diciamo, con grandi capacità. E un buon rapporto anche col segretario regionale Walter Rizzetto, e loro sono stati diciamo, molto corretti, perché loro sia a livello regionale che a livello comunale hanno detto che non faranno ribaltoni, che sono disposti ad appoggiare sia Federica in regione che Fontanini in comune, e non hanno chiesto niente. Non hanno avanzato nulla? Sì, ovviamente aspettano le prossime elezioni sia in un senso che nell'altro. Certo, e il progetto FVG esisterà ancora? Progetto FVG sì, perché in questi anni abbiamo lavorato in tutti i comuni della regione, siamo una forza, anche se siamo una forza nuova. Le chiedo perché magari qualcuno, sì, pensando alla lista del presidente famosa di Federica, peraltro l'ha ribadito, insomma, il presidente della regione, che se dovesse appunto, anzi sì, vorrebbe che ricandidarsi, esisterà questa lista per il presidente, qualcuno pensa, congloberà lì anche il progetto FVG e quindi non esisterà più come nome. Certo, però nel caso il Presidente Federica dovesse fare la lista Presidente e il progetto confluire nella lista del Presidente, non dimentichiamo però che ci sono tutte le elezioni amministrative dove noi ci presenteremo col marchio di progetto Friuli-Venezia Giulia, tipo ad esempio ad Udine. Ah, quindi è confermato. Diciamo che in questi anni ci siamo ben strutturati, ben organizzati, siamo molto presenti in tutti i territori e quindi assolutamente la lista verrà confermata in tutte le amministrative. Ecco, voi non raggiungete la maggioranza adesso in questo momento al Comune di Udine. Il Comune di Udine si distingue sempre un po' tra i vari comuni perché leggo che il PD ha raggiunto anche un buon risultato. Se dovesse unirsi oltretutto il PD con altre forze, da Calenda fino al Movimento 5 Stelle e alla sinistra, insomma, progetto di innovare, peraltro avevano già anche presentato un documento, mi pare, insieme. Sì, il rischio è che si vada verso la sconfitta, se si mettono insieme i numeri, pure i numeri in questo momento, poi cambia tutto con i nomi. No, perché... certo, Davide, se guardiamo le elezioni di domenica mi sembra che il centrodestra sia attorno al 40% a Udine, mentre chiamiamolo campo largo, cioè tutti gli altri sono attorno al 52%, compresi anche i 7 punti dei 5 Stelle. Come dici tu, intanto queste sono elezioni nazionali, diverso è le elezioni locali dove ci sono anche le civiche e ci sono dinamiche completamente diverse. Poi io vorrei fare... È ovvio che dopo peserà magari il traino di Federica, peserà insomma, la lista che presenta Federica piuttosto che l'altro candidato per il centro-sinistra, insomma, per quanto vi riguarda Federica avrà il suo peso. Ma poi io farei anche un'analisi sul terzo polo, cioè Calenda e Renzi a Udine ho visto hanno preso il 13%, un risultato oltre la media. Allora io so per certo, perché conosco anche delle persone, che tanti del centrodestra hanno votato quel partito lì perché piaceva certe idee di Calenda molto vicine, diciamo, al governo Draghi, però hanno votato il terzo polo perché era terzo polo. Nel momento che il terzo polo si schiera da una parte o dall'altra, ovviamente cambiano anche le percentuali. Senta, secondo lei chi può essere lo sfidante invece per quanto riguarda il centrodestra dall'altra parte? Magari non saranno affari suoi, però magari ci incuriosisce questa fantapolitica. Non sono affari miei, però secondo me è Venanzi il candidato del centro-sinistra. Chiederemo direttamente a Martina sa più di me. Questo sì, adesso lo aspettiamo al varco, magari non si sbottonerà, però voi avete un'alternativa eventualmente, state pensando all'alternativa? No, assolutamente no, perché noi siamo partiti con diciamo, l'idea che chi deve decidere, chi deve scegliere è il nostro sindaco Fontanini. Quindi solo nel momento, se Fontanini ci dirà che non è disposto a ricandidarsi, allora a quel punto dovremo, tra le varie forze politiche, dovremo cercare un'alternativa e lì torniamo sul discorso dei 6-7 mesi che mancano. Certo. Senta, come è andata questi 5 anni ormai di governo, possiamo dire 5? Allora, diciamo che... Ci sono state delle occasioni mancate, ci sono stati degli ottimi risultati? Allora, secondo me siamo mancati un po' sulla comunicazione esterna, perché in realtà abbiamo fatto, soprattutto la Giunta e il Sindaco, hanno fatto di più di quello che magari si vede, perché è stato fatto molto in tutti i settori, dalla cultura, Casa Cavazzini, alle opere pubbliche, agli aiuti alle famiglie durante la pandemia,
e alle attività produttive, alla sicurezza. Cioè abbiamo fatto tanto, però molte volte non basta fare, bisogna anche saper comunicare, diciamo in un certo modo con la città. Lì torniamo al discorso di prima, no? La Meloni è una grande comunicatrice, cioè se ha preso il 32% è dovuto anche al fatto che sa comunicare certe cose che magari noi non siamo riusciti, e il motivo perché probabilmente domenica siamo stati un po' penalizzati nella città di Udine è anche questo. Sì. Senta, qualche progetto che magari vorrebbe vedere realizzato nei prossimi 6 mesi che manca in questa città? Ma allora saranno 6 mesi, difficilissimo, no? saranno 6 mesi difficili. Proprio ieri abbiamo discusso in Consiglio Comunale cioè di utilizzare una parte dell'avanzo di bilancio per aiutare ovviamente le famiglie e le attività produttive, e poi anche avremo un aumento dei costi dei cantieri causa le materie prime, e quindi effettivamente gli spazi di manovra, come saranno limitati per il governo, saranno limitati anche per noi. Però in questi 4 anni e mezzo abbiamo fatto tante cose. Io spero ad esempio che ci sono delle polemiche da parte delle opposizioni sul progetto dell'ascensore del castello. Io spero invece che questo progetto vada avanti, perché vedo poi un grande ritorno poi a livello di turismo successivamente. Cioè, perché io già mi immagino i turisti che arrivano in piazza Primo Maggio, salgono con l'ascensore sul castello, vedono la città dall'alto, poi scendono e visitano tutti quanti i nostri locali, le nostre vie del centro, insomma la nostra splendida via Mercato Vecchio, piazza San Giacomo. Insomma, io lo vedo un investimento importante, perché dobbiamo puntare molto sul turismo. È fattibile, non è come l'Ovovia di Trieste. Sì. Bene, la ringrazio Zanola per essere venuto ospite nella nostra trasmissione, pubblicità, e poi avremo con noi Vincenzo Martinez. Bentornati, seconda puntata di Screenshot, il titolo posto elezioni, la resa dei conti, perché appunto abbiamo sentito un po' il centrodestra, sentiamo la voce del centro-sinistra con Vincenzo Martinez, segretario del PD, cittadino di Udine. Buonasera innanzitutto Martinez. E le cause della sconfitta del centro-sinistra, cause dovute al PD o al Movimento 5 Stelle o a Calenda, a chi? Chi? Ci dica chi, non faccia come Letta. No, poveretto, no, ci mancherebbe. Ma si sono create delle condizioni molto difficili, questo bisogna dirlo, perché la guerra in Russia, l'Ucraina, l'aumento delle bollette, insomma una serie di situazioni che hanno mandato in fibrillazione il sistema politico. Draghi aveva il 60% di attenzioni favorevoli a suo vantaggio, e nel giro di poche settimane le forze, il Movimento 5 Stelle, la Lega, Berlusconi hanno deciso di far cadere un governo che sembrava invece fosse al posto giusto per risolvere i grandi problemi. Certo. Questo ha creato una situazione molto complessa, devo dire, e il messaggio del Partito Democratico evidentemente non è arrivato a bersaglio come doveva. Certo. Senta, ma a questo punto si pone il problema del congresso nazionale, però c'è anche quello regionale da fare. Si sentiva di Sciauli che era pronto a mollare. Secondo lei Sciauli dovrebbe continuare, oppure c'è bisogno di rinnovamento anche qua, in regione? Il congresso del Partito Democratico è uno solo per quello che mi riguarda, cioè se scatta quello nazionale, scatta anche quello regionale. Teniamo conto che noi ci troviamo a fare questo lavoro nel bel mezzo di una campagna elettorale che è a ridosso, quindi bisogna stare anche attenti forse a non sovrapporre queste cose in maniera da non permettere un lavoro tranquillo qui da noi, visto che abbiamo sia le elezioni regionali sia le elezioni comunali. Quello che mi viene da dire è che forse il Partito Democratico ha bisogno di lanciare dei messaggi chiari, dire cosa vuole fare dal punto di vista dei suoi programmi, dei suoi progetti, essere chiaro, e dare ai cittadini e cittadine una proposta anche rinnovata, io direi innovativa. Noi siamo 10 anni che, non so, più o meno, forse di più, che governiamo questo in Italia, forse questo ci ha un po' allontanati da una lettura più concreta della realtà e anche delle sensibilità che in questo momento si muovono e che chiedono ai partiti di avere anche idee innovative. Quindi noi dobbiamo parlare di questo, noi dobbiamo parlare di come intendiamo la società di qui in avanti, e forse non l'abbiamo potuto fare del tutto perché molto impegnati a governare.
Senta, a livello comunale lei pensa che tutto deve passare attraverso il sistema delle primarie, del PD, deve passare tutto attraverso il PD o bisogna coinvolgere la società civile, quindi anche candidati che possono uscire dal PD? No, guardi, noi non abbiamo mai imposto niente, sono mesi che lavoriamo a un tavolo comune con le forze civili e politiche progressiste di questa città. Abbiamo una finalità comune, questo mi sento di dirlo tranquillamente, che è quella di battere Fontanini o chi per lui, perché l'amministrazione comunale di questi anni è stata deleteria per la città di Udine. Quindi insomma il Partito Democratico ha dimostrato di esserci anche in questa vicenda complessa, di essere una realtà insomma, di riferimento per il mondo progressista udinese. Certamente da soli non possiamo farcela ed è aperto un dibattito secondo me molto interessante con le altre forze progressiste. Si parla del nome di Venanzi, c'è il nome di De Toni, troppo presto? Però mancano 6 mesi e dall'altra parte io ho sentito adesso Zanolla, sembra quasi aver imposto diciamo, un diktat, un out-out a Fontanini, esci, dillo se ti vuoi candidare oppure no, perché siamo magari anche in ritardo. Ho visto che il centrodestra sulla stampa è uscito preoccupato sì. dal risultato positivo delle forze di progresso cittadine. Quindi noi su questo dobbiamo... Voi avete il 22% come PD e il 52% si fa un campo largo, però bisognerebbe includere anche Calenda, Renzi, insomma. Ecco sì, la domanda che dobbiamo farci a Udine, quindi non in regione, non a livello nazionale, posto che a Udine, come sapete, si vota col doppio turno, quindi con un sistema tutto diverso dagli altri, e se vogliamo stare insieme per dare una chance alla nostra città per tornare ad essere una città progressista. Questa è la domanda di fondo. Oggi ho sentito l'ex onorevole Sut, mi pare, di Movimento 5 Stelle, dire che il Movimento 5 Stelle starà con la sinistra, con le liste di sinistra, perché il PD è troppo di destra. Allora è chiaro che questa è una fase politica di eccitazione, no? Perché sono finite adesso le elezioni politiche. Ma noi la domanda che dobbiamo farci non è che più a destra e più a sinistra, chi insieme riesce a costruire un'alternativa vera a Fontanini. Questa è la domanda di fondo. Su questo credo che ci siano molti punti di convergenza, perché la storia dell'opposizione a Fontanini in questi anni ha messo insieme tutti quelli che stavano in Consiglio Comunale, tutti, da Bertossi fino a Movimento 5 Stelle, alla sinistra, abbiamo lavorato tutti insieme. Quindi il laboratorio l'avete già creato? L'abbiamo già creato, lo dimostra il voto, nelle percentuali che prende l'area di progresso che si candida a essere alternativo a Fontanini, e lo dimostra il fatto che tutta questa gente, più esperta, più giovane, civica, politica, ha una capacità di avere rapporti positivi con la città, che vuol dire relazioni col mondo dell'economia, relazioni con la società nel suo complesso e quindi anche voti, perché poi alla fine vediamo che nonostante tutto quello che succede a livello nazionale, il fronte progressista udinese è, diciamo, sufficientemente forte per essere competitivo. Questo le dà ragione, insomma, quando ci sono le idee, insomma, il passato insegna, insomma, che le idee contano, però contano tantissimo anche i nomi in questo momento, no? Non so se bene o male, perché vede, no, Salvini a un certo punto al 30% e va giù all'8%, esatto. E Renzi al 40% e poi va giù al 3% se non si regala. I nomi sono molto importanti, ma rispetto a quello che dice lei, evidentemente non sono tutti. Conterà, però conterà il nome di quello che presenterete, sì, certo, no? Allora conterà. Ce l'avete questo nome o non ce l'avete? Lo dobbiamo decidere insieme. Il Partito Democratico può fare tutti i nomi del mondo, ma se non c'è una condivisione su un candidato è evidente che... Quindi si passa per condivisione, cioè ci sarà una condivisione e quello sarà il nome, non ci sarà un primario o altri giochi? Il primario è uno strumento per trovare una condivisione, però le primarie o la vogliono la coalizione oppure non si fanno, perché noi non possiamo assolutamente imporle. Questo è quello che penso io, ma è quello che il Partito Democratico esprime attraverso il segretario cittadino che sono noi. Quindi questa è la situazione in questo momento. Io sono preoccupato di una cosa. Che gli venga imposto dall'alto il nome? No, gli tolgo io io credo che il gruppo dirigente udinese
sia in grado di una sua autonomia vera, perché ha argomenti, programmi e forza per dire noi abbiamo il nostro punto di vista. E quindi le scelte si fanno insieme al gruppo dirigente udinese, questo deve essere chiaro, perché se non c'è un accordo fra di noi e un pezzo mancasse, noi perderemo le elezioni. Attenzione che Fontanini è uscente, è negativo per la città, ma ha certamente comunque un pizzico di fattore competitivo a suo favore. Quindi noi prima di tutto dobbiamo far sì che lui arrivi al ballottaggio contro di noi, ma per fare questo ci vuole un'area aggregata. E quest'area aggregata la costruiscono gli udinesi. Spesso avete detto che Fontanini non è di Udine, che qualche assessore non è di Udine, questa coalizione che voi cercherete di fare è di Udine? Sì, il futuro sindaco che voi cercate sarà di Udine? Allora, il sindaco ha fatto un lavoro negativo, la squadra di Fontanini è una squadra scarsa, quindi noi abbiamo bisogno di un leader, una leader e di una squadra. Noi dobbiamo presentare un gruppo di lavoro di gente di Udine o che conosce molto bene Udine, che prende a cuore la città e si occupa della città. Non degli asfalti, delle rotonde, di 4 robe per dire che hanno speso bene i soldi. Perché la crisi nella città noi la vediamo. Devo dire anche un'altra cosa. Rispetto al passato, purtroppo anche alle elezioni politiche, notiamo un aumento della disaffezione al voto. Un altro 7% in meno è venuto a votare. Allora, noi abbiamo un gruppo di lavoro con un leader, con una leader, che è capace di portare la gente a votare, oppure noi per primi rischiamo. Quindi per questo è importante che ci sia un aggregato robusto, ampio, di gente che sa di cosa parla, quindi gente di Udine, e che sappia offrire all'elettorato udinese un'alternativa vera alla scarsità che vive dal punto di vista politico e sociale la nostra città. Non le chiedo neanche dal punto di vista amministrativo comandato, perché mi pare che abbia già detto abbastanza, insomma, che questi 5 anni sono stati negativi. Per quanto vi riguarda, insomma, il vostro pensiero, le chiedo se riuscirete a parlare con Azione, con Italia Viva, insomma, con i calendiani, i renziani, quelli che sono. Cioè, perché sentivo Rosato che mi sembrava più che parlasse con Federica più che con Serracchiani nelle sue interviste. Ecco, anche in questo caso, io devo dire che in questi mesi noi abbiamo lavorato ad un tavolo comune, programmatico, nel quale erano presenti i rappresentanti di Azione e di Italia Viva a questo tavolo. Perché abbiamo pensato prima di tutto di vedere quale poteva essere un progetto che ci riuniva tutti. Quindi io sono fermo, ovviamente le elezioni ci hanno fermati tutti a questa condizione. Certo, se Rosato dice che sul piccolo, che c'è una disponibilità del partito a collaborare con Fedriga, questa è una cosa molto seria che noi tutti non possiamo far finta di non aver ascoltato. So che domani lui sarà qui a Udine, andrò a ascoltarlo, partendo sempre da un'idea però, che la nostra è una città molto importante per il Friuli Venezia Giulia, che ha una grande chance di riuscire a ribaltare il risultato di 5 anni fa, che come sa è stato vinto di un pochissimo 200 voti da parte di ricorda Fontanini. bene lei. Io me lo ricordo bene, certo, ma lo possiamo fare con un disegno vero che però abbia in sé l'anima progressista. Non possono esserci, per quello che riguarda la città di Udine sicuramente, relazioni con la destra, comunque pensata. Ecco, Fedriga è un esponente della destra regionale e quindi stare con lui significa anche avere un punto di vista che nega l'idea che ci possa essere un'alternativa chiara alla destra che in questo momento guida la città di Udine. Però, insomma, detto queste, che sono considerazioni generali, io mi attengo a quello che succede. Quello che succede è che fino adesso il dialogo è stato molto aperto, molto franco anche con loro in città, insieme alle forze della sinistra, insieme alle forze civiche. Bene, io la ringrazio Martinez per essere venuto in trasmissione da noi. Grazie, grazie molte per l'invito. Bene, noi abbiamo concluso anche quest'ultimo appuntamento della settimana, ci vediamo settimana prossima come sempre da mercoledì 19:45 sempre su Telefriuli. Grazie, arrivederci.